Sono contento e continuo a ringraziare, ecco, che sono ancora in piedi, ma ci voglio stare in piedi per un bel po', voglio vedere la luce, voglio vedere, perché il buio ne ho visto tanto. I primi periodi, sai, sono quelli lì difficili e sono quelli dei sogni, quando sogni di diventare una rap star. E poi sono quelli difficili perché ti devi far conoscere, ma prima di tutto, cosa che è un pochino difficile al giorno d'oggi, devi imparare a fare il rap prima di considerarti un rapper. E al giorno d'oggi, quando tanti ragazzi che hanno magari poco più di 18 anni già si sentono arrivati, io per sentirmi arrivato ho dovuto, come dire, fare almeno 10 anni di rap, saper fare freestyle, saperti porre alle altre persone. Ci sono tantissime regole che poi ti trasformano in un rapper, la presenza scenica sul palco, saper utilizzare la voce, saper fare un videoclip, la comunicazione su internet, ecco, non è una cosa facilissima. All'epoca non avrei, come dire, sai, dire non avrei mai creduto, questa è una cosa brutta, però sicuramente speravo, magari c'era sempre quella cosa, chissà se va bene, chissà se non va bene, però ho continuato a crederci con determinazione. Per me la provincia è tutto, come Napoli, perché sicuramente dalle radici che si vede anche la crescita di una persona professionale, artistica e umana. Io, senza i discorsi dei vecchietti ai circoli fuori casa mia, non sarei mai stato capace di scrivere determinate cose. Molte volte mi suggeriscono anche loro cosa dire, non che me lo suggeriscono di persona, però farsi un giro per il proprio paese, guardare queste persone che parlano in strada, fuori al bar, davanti a una partita di calcio, che commentano il Napoli. Queste sono tutte cose che fanno parte di un bagaglio culturale. E io dicevo Scarpisasanti perché il soprannome dei cimitilesi Scarpisasanti, visto che cimitile deriva da Coemeterium, cimitero. C'erano le basiliche paleocristiane, ci sono le basiliche paleocristiane, e quindi fino ad arrivare a dire cimitile e pareva infinito, perché quando da piccolo tu vedi il tuo paese che pure se è piccolo lo vedi immenso, dici cimitile sembra infinito, quando invece poi più passa il tempo, più inizi a girare l'Italia, il mondo, e cimitile diventa sempre più piccolo, ecco, al contrario. Devo soltanto dire grazie al mio paese perché mi ha cresciuto con una mentalità provinciale, ma la mentalità provinciale è quella che ha fame, perché per arrivare poi, ecco, a Milano, a Roma, dovevo prima arrivare a Napoli, dovevo prima arrivare nella città e poi dalla città fuori. Partire dalla provincia hai sempre 2 o 3 passi indietro. Io credo sicuramente in qualcosa che dall'alto arriva a proteggerci, poi non so nemmeno come si chiama, ma sicuramente io ci credo, ecco. Sono uno che crede molto alle stelle, lo so, molte volte mi prendono per pazzo, però leggo tanti libri, mi piace molte volte stare da solo, perché da solo riesco anche a capire me stesso, riesco a capire gli anni in cui ho fatto tante cazzate, gli anni in cui sto andando bene. In questo periodo mi sento molto bene, quindi sono contento e continuo a ringraziare, ecco, che sono ancora in piedi, ma ci voglio stare in piedi per un bel po', voglio vedere la luce, voglio vedere, perché il buio ne ho visto tanto. Ma io credo di essere sia un rapper molto ironico sulla musica banger, ecco, quella pesante, quindi Gandhi rispecchia proprio quella roba lì, sulle rime ad effetto, e poi essere anche molto introspettivo, molto dark. Un palmo dal cielo rappresenta come Tarantelle, Mare di notte, Versi di te, La mia follia, quel tipo di musica. Dovevo scegliere se fare quello divertente o quello lì serio, però a un certo punto ho detto Pulcinella è divertente, ma dentro di lui è serio, facciamole tutte e due le cose, non ci sono regole che decidono un artista come deve suonare. Lo stesso Totò era un grandissimo artista che faceva le canzoni, ecco, divertenti come Leva da Camsel fino ad arrivare a Malafemmina, pezzo serissimo. Voglio dire, noi possiamo farlo, Edoardo De Filippo anche insegna, ecco, dalla povertà di Natale in casa Cupiello ci possono tirare fuori anche un bel po' di risate, però con intelligenza, ecco. Il Napoletan Power per me ha rappresentato tutto. Grande Pino! Sì, ma sì, sono capace di bene, mentre batto nei passi,
rimane soltanto viento, vai giù, ma sì, so che la voce chi tiene niente, mentre parte nei pasti, ci rimane soltanto viento. Ti spiego subito, io credo di fare un genere ben definito, il mio genere musicale è il black pulcinella, lo chiamo così perché è il pulcinella di Napoli, è Pino Daniele, Genzenese, Gragnaniello, Avitabile, è il black della musica hip hop che ascolto io, afroamericana, quindi black pulcinella. Credo che il black power e poi il napoletan power, scusami, ha distrutto veramente tutto, musicalmente parlando, in senso positivo. Poi dopo il napoletan power c'è stato poco e niente, c'erano solo neomelodici a Napoli, senza offendere assolutamente il genere musicale, un genere che qui è nato e ha messo veramente le fondamenta qui, però dopo il napoletan power c'è stato solo il neomelodico, a parte qualche rapper come La Famiglia, Spicaccenzo, ecco, poi c'è stato un periodo di buio. Quando io sono ritornato con Ovient è stata la prima canzone hip hop napoletana nelle radio e quindi mi ha dato la forza questo napoletan power di Pino Daniele agganciato alla musica rap, e per me è stata una soddisfazione perché poi ho visto che il popolo ha apprezzato questo stile musicale che continuerò a fare negli anni. Ti giuro mamma, questo è l'ultimo caffè che bevo, il poco riposo mi rende nervoso e mi chiedo se rimarrà solo una polvere nelle mie mani e il risultato sarà correre su delle navi. I figli di puttana fanno saltare i miei piani, loro ci vogliono trattare da poveri schiavi e chi sogna l'America più lontana come un secolo fa il sangue dei nostri avi, dimenticati da un padre eterno, brucia qua l'inferno chi non sta mai fermo perché è stanco dentro, camminando a testa alta ascoltando la voce del vento, avrà fatto il centro. Guarda la gente quando sento vienda coppa pelle la dura che cosa per l'anima che la catrova chiama vanità, sensibilità per l'aria e vienda per l'anima. Vorrei capire adesso il tempo che ho a disposizione per confessare i miei peccati, quanti ne ho Signore, che la catrova chiama vanità, sensibilità per l'aria e vienda per l'anima. Sì, so che voce di bene niente, tutti mentre parte nel bastimento ci rimane soltanto vento. Che cosa? Qua giù, ma sì, so che voce di bene niente, mentre parte nel bastimento oh viento, Gigi, Pino Daniele, Clementino Rap, le mani alzate, qua giù, oh, Napoli è tutta una canzone, sì. Voce di bene, mentre parte nei pasti, ci rimane soltanto via, Gigi. Pino Daniele, papà Pino io dico, grande, ciao, a dopo.